E il pomeriggio delle manifestazioni a Sant'Orso, quella di Lega Nord, Fratelli d'Italia e Comitato d'Azione Sociale, prima gli italiani che dicono fermamente no a Mare Nostrum, al continuo arrivo di profughi, al business dell'immigrazione, quella della coalizione di resistenza dell'Alto Vicentino, alla quale fanno capo anche i centri sociali che dicono invece sì all'accoglienza degli stranieri. Queste manifestazioni si svolgono a Sant'Orso ma non sono di Sant'Orso. Con questa frase il sindaco Balzi prende le distanze dalle iniziative di protesta di oggi e abbandona la piazza del comune da dove è partito il corteo silenzioso e composto che è arrivato fino all'hotel Duca d'Este che ospita una cinquantina di profughi. Ci sembrava giusto non dividerci per porre delle bandierine, ma manifestare assieme compattamente per dare un segnale forte per quello che riguarda la nostra posizione sulle politiche dell'immigrazione. Credo che questo sia un tema che va al di là della sigla elettorale. Il nostro movimento si è sempre battuto per dare diritto prima ai nostri cittadini e poi se possiamo aiutiamo anche gli altri. Manifestazione oggi a Sant'Orso in provincia di Vicenza contro l'immigrazione. Esponenti del Comitato di Azione Sociale, prima gli italiani, della Lega Nord e di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale hanno organizzato un corteo che dal municipio si è diretto all'albergo dove è ospitato un gruppo di profughi, chiesto uno stop a quello che hanno definito il business dell'immigrazione. In Piazza della Libertà è stata invece organizzata la contromanifestazione da parte della coalizione di resistenza per la solidarietà e l'integrazione. Presenti anche alcuni attivisti dell'ANPI e di Rifondazione Comunista, tutti favorevoli ad accogliere profughi che, è stato spiegato, principalmente scappano da zone dove vengono negati i diritti umani. Per evitare il contatto tra i manifestanti delle opposte fazioni era stata predisposta, come possiamo vedere, una folta rappresentanza delle forze dell'ordine.